Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo. Oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2020. Ariete. Amore. In amore questa settimana ci sarà molta più solarità e volontà di condivisione, anche per i gesti semplici e quotidiani. Le giornate saranno più gradevoli e il sole nel segno vi infonderà ottimismo. Saturno non sarà più in posizione dissonante e il rapporto col partner migliorerà. I single avranno qualche discussione con un familiare poco gentile. Lavoro. Finalmente uscirete da uno stato di umore basso per vivere una settimana piena di ottimismo e di allegria, senza farvi mancare tanta buona volontà da utilizzare per un progetto rimandato a lungo ma molto ambizioso. Il lavoro sarà sicuramente stressante ma le soddisfazioni saranno una bella ricompensa. Toro. Amore. Questa settimana Venere nel segno vi renderà più romantici. Marte in Trigono aumenterà la vostra carica sensuale e il rapporto di coppia trarrà grandi benefici da questi transiti. Sarete efficienti in tutti i campi e trascorrerete un weekend sereno. I single saranno in procinto di organizzare qualche passatempo interessante. Lavoro. Nell'ambito professionale saprete imporre le vostre idee e anche se non sarete dinamici come la scorsa settimana tuttavia porterete a compimento molti progetti. Una calma di fondo vi darà modo di far fronte con diplomazia a tutte le incertezze che man mano si susseguiranno nei giorni. Gemelli. Amore. Durante la prima metà della settimana potranno esserci malumori in ambito amoroso, sarete agitati e sospettosi nei confronti di tutti. Il partner non gradirà il vostro atteggiamento e dovrete dare delle giustificazioni. Per i single si prospetta una settimana di grandi novità, ci saranno incontri importanti e decisioni che non potranno essere più rimandate. Lavoro. Sono in arrivo notizie poco chiare per quanto riguarda il lavoro. Purtroppo all'inizio della settimana ci sarà un calo delle energie molto significativo, ma dovrete essere positivi perché alla fine della settimana le cose saranno decisamente diverse. Ci saranno infatti delle piacevoli sorprese che vi rallegreranno e che potranno cambiare il corso delle cose. Cancro. Amore. In questa settimana ci saranno dei dissidi anche piuttosto marcati con il partner, ma dovrete essere forti abbastanza da non lasciarvi andare ai risentimenti, soprattutto del passato. Tuttavia, questi sentimenti negativi permarranno ancora a lungo, ma sarete sollevati dall'appoggio di un amico sincero. I single potranno fare incontri interessanti e decisivi per l'amore. Lavoro. L'oroscopo indica un significativo miglioramento sul lavoro, le cose andranno bene e per tutta la settimana la fortuna vi assiste. Ritroverete la fiducia in voi stessi e avrete voglia di intraprendere nuove iniziative, ma andateci coi piedi di piombo, non è tempo di rischiare. Leone. Amore. In amore non ci saranno problematiche particolari da affrontare questa settimana, tutto procede bene. Da mercoledì invece si respirerà un'aria di passione e di sentimentalismo sublime con il partner, mentre le amicizie saranno decisamente più affiatate del solito. Anche per i cuori solitari si preannuncia una settimana ricca di eventi. Lavoro. La professionalità farà da padrona nelle prime giornate della settimana. Infatti, oltre ai successi sul lavoro, anche le collaborazioni e la stima dei colleghi avranno un'impennata significativa. Avrete una buona carica energetica che trasmetterete a tutti e sarà fondamentale per portare avanti tanti progetti. Vergine. Amore. In amore la situazione sarà abbastanza positiva, riuscirete a ritrovare un equilibrio con il partner per affrontare insieme le difficoltà. Sarete convinti di fare di più, ma spesso non tenete in considerazione quanto viene fatto dall'altra parte. Siate meno inflessibili. Settimana dinamica per i cuori solitari, è tempo di conoscenze. Lavoro. Questa settimana probabilmente vi sentirete sotto pressione, e questa sensazione sul lavoro creerà degli scompensi. Molti colleghi non saranno d'accordo con qualche vostra considerazione e non ci saranno collaborazioni in grado di assicurare dei guadagni extra. Il nervosismo a causa di Mercurio dissonante sarà inevitabile e voi sarete più pignoli del solito e tenderete alla polemica. Bilancia. Amore. Questa potrebbero nascere delle nuove emozioni, ma cercate di non pensare più alle delusioni del passato e non fatevi condizionare dai giudizi delle persone. Se siete single vivete come se vi state innamorando per la prima volta. Le coppie potrebbero avere discussioni nella parte centrale della settimana, ma per il resto c'è un bel recupero. Lavoro. L'oroscopo indica che alti e bassi vi accompagneranno nei prossimi giorni. Saturno però sarà dalla vostra parte e noterete un miglioramento generale anche nel settore professionale. Dovrete impegnarvi molto in vista di un recupero che ci sarà attorno alla fine della settimana. Scorpione. Amore. Le stelle annunciano che in questa settimana sarete un po' distratti in amore e tenderete a trascurare il partner.
Alcuni di voi, in particolare i nati della prima decade, potrebbero avere dei dubbi se continuare una storia oppure no. Venere vi invita però ad essere cauti. I single avranno qualche questione complicata da risolvere. Lavoro. Per quanto riguarda il lavoro possono esserci dei contatti importanti, ci sono buone idee da portare avanti e un bel progetto che ha buone prospettive. Attenzione però, la settimana non sarà tutta rose e fiori, e potrebbero esserci giornate complicate come quella di venerdì, quando ci sarà infatti un po' di agitazione. Sagittario. Amore. In amore apparentemente sembra tutto tranquillo, ma se avete bisogno di recuperare potete farlo da giovedì in poi, quando la luna torna favorevole al vostro segno. Potrete chiarire infatti alcuni malintesi recenti con il partner. La situazione migliora nel weekend, quando anche i single saranno rilassati e potranno dedicarsi alle nuove conoscenze. Lavoro. Novità interessanti per quanto riguarda il lavoro. Questa settimana potrebbero esserci delle chiusure di contratti che avevate previsto già da tempo, ma avrete anche nuove occasioni per iniziare fortunate collaborazioni. Tutto sommato le cose vanno bene e non avete di che lamentarvi. Capricorno. Amore. Periodo favorevole per l'amore, anche per i single potrebbero fare un incontro speciale, nonostante lo strano periodo che stiamo vivendo. Se invece siete in coppia, dovete dimostrare maggiormente l'amore per il partner. In entrambi i casi sarete abbastanza fortunati e vivrete giornate fantastiche. Lavoro. Nell'ambito professionale sarete stimati e noterete un aumento di guadagni. Sarete piuttosto impegnati e ci saranno delle questioni che vanno affrontate con l'aiuto di un esperto. Non esitate a contattarlo per agevolare la buona riuscita dei vostri progetti. Acquario. Amore. Il vostro cielo indica che non sarà il periodo migliore per l'amore. Il partner vi mostrerà gelosia e questo creerà un po' di tensione tra voi. Nel mezzo della settimana le cose però andranno meglio e potrete tornare a vivere emozioni importanti. Se siete single e avete messo fine ad una storia da poco è il caso di lasciare aperta la porta del cuore, qualcuno potrebbe bussare. Lavoro. Questa settimana sarete costretti a rimandare alcuni progetti di lavoro mentre altri, appena iniziati, cominceranno a dare i frutti sperati. Tuttavia, avvertirete una certa sofferenza riguardo a quanto state facendo, e probabilmente siete stanchi del lavoro che svolgete. Apritevi allora a nuovi orizzonti se volete qualche avanzamento oppure desiderate cambiare ruolo. Pesci. Amore. Questa settimana vi sentirete più portati e disponibili verso gli altri. L'amore è favorito e le relazioni nate da poco o che partono adesso sono protette dalle stelle. In famiglia regnerà unione e serenità. Per quanto riguarda i single con Marte a favore saranno più seducenti e conquisteranno al primo sguardo. Lavoro. Mercurio nel segno aiuterà la comunicazione e sarete convincenti e persuasivi sul lavoro. Le vostre richieste saranno ascoltate, saprete farvi valere e riceverete nuovi incarichi. Il periodo è molto soddisfacente e dovete sfruttarlo a dovere.